Buongiorno, signorina. Buongiorno, che dà? C'è posta per me? Niente, è venuto soltanto chi lo solito signore che ogni mattina viene a domandare voi. E che voleva? Niente, a domandata sera vado scesa e sta passeggiando per fuori il palazzo. Va bene, grazie. Io vado a messa e Sì. torno fra mezz'ora. Fate i fatti vostri. Ai canna, quello che mi fa scipazza a me, ai canna. Il signore perché mi guarda? Quanto è buono, mamma viene un tocco. Vi sentite male? Oh, io mi pago in terra. E gamma mi stanno tremando sotto. Volete aiuto? No, grazie. Grazie, io solo ce la faccio, grazie. Non credo. Vi pare che avete pure tutte le quarte sotto? Vi piegate in coppa e gamba, addrezzate. Parlate, a me basta una parola per farmi star bene. E chi la deve dire questa parola? Voi, mia bella Margherita. Non vi capisco. Gesù, e ci vuoi tanto a capire. Se non sbaglio, scusate, ieri vi ho mandato una lettera nella quale diceva che lo volevi sposare. L'avete ricevuta? Sì, e mi pare che vaggi risposto, no? Ma mi parlate in un dup e io sono venuto appunto per sapere qual è sto un dup. E che siete vedovo, che stai? Ah, questo è tutto. Fosse solo questo, sare niente. Ma tenete una figliastra. E capirete, a sta sempre con quando li era innanzi, non va. E che cosa posso fare? La posso mai uccidere? Vedete voi. Che lo dice pure vedete voi. Alle corte, mio signore, io si mangia sposare, ma sta soli e voce. E va bene. Se queste sono le condizioni. Vuol dire che cercherò di aggiustare le cose. Ora che chi già fa sposare male va torno. L'essenziale è che voi acconsentite a sposarmi. Ma sempre a quel patto, Sì, però. signore, sempre a quel patto. E quando sarete solo, vi giuro che voi sarete il mio terzo marito. Ah, facci mamma. Ma scusate, voi siete vedova 2 volte? Sì, ma sono zitella, però. E non vi siete maritate? Sì, 2 volte, ma i miei mariti sono morti. Allora non siete zitella, siete vedova? Sì, sono vedova, ma sono zitella. Ah, donna Margherita, non mi facete perdere la capa, voglio bene, spiegatevi bene. Siete vedova, zitella o maritata? Sono zitella, ve l'ho detto. È una fatalità, ma è così. E se non mi sono sposata un'altra volta è stata appunto perché temevo che mi capitasse la terza disgrazia. San Pasquale a chiai, mo va con manicomi. Facetelo per Dio, spiegatevi, Margherita. Ecco qua, mi spiego subito. O primo matrimonio mio, combinai in un Cirome in America e sposammo per procura. Pochi giorni dopo mio marito si imbarcò per venire a Napoli, ma disgraziatamente durante il viaggio fu colpito da una sincope e morette a bordo piroscafo. Così io rimasi maritata e vedova pur essendo zitella. San Giorgio a Cremane, e o secondo? O secondo, a sera dopo sposarezzi, mentre si svolgeva la festa, arrivò un telegramma che annunziava la morte di sua madre. Oh, povero uomo, per stesso dispiacere, sbattette faccia in terra e morette purissimo. San Biagio dei Librai. Capirete, ma mi capita terza occasione, ci ha già pensato poco a coppa, sì o no? E si capisce. Perché mi dispiacerebbe se mi avesse capitato la terza disgrazia? Ah, i pozzo morire una maniera. Ecco. I demoro in gol, Margherita, o sfizieri in mano della terza volta tu non l'hai. E chi sti un piacere mio? Allora cacciamo subito le carte e stabiliamo la data per matrimonio. Piano, un momento, ci vogliamo scanagliare un po'. Ma che vuoi scanaglia? Oramai ci siamo capiti, a essere tu o terzo condannato a morte. Mettete sotto braccio, cammini. Aspetta, non mi tocca ancora, pazienza. Perché? Ma volesse fare prima l'olio santi a comunione. Ma cammini, non aveva paura. Anime tutti i morti miei, aiutatemi voi.